Nel tardo pomeriggio di ieri, tra le 18:30 e le 19, è avvenuto un temporale che ha coinvolto quest'area, l'area della Torre di Dante e Valle Santa Felicita, e che in pochi minuti ha creato parecchi problemi, soprattutto in termini di alberature, rami caduti e soprattutto di disagi. Le raffiche di vento documentate da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa hanno creato danni alle strutture più leggere dell'Ama Festival in corso a Villa Negri. Colpiti nella zona anche Colle Dante e Col Molin, poco più a nord qualche albero è caduto sulla provinciale 78 a Enego, mentre a San Zenone degli Ezzelini un fulmine ha squarciato un cedro in una proprietà privata in via Bordignon. Le ditte incaricate dal comune di Romano hanno già provveduto alla sistemazione e alla pulizia. A 3 anni esatti dalla grandinata di Tezze sul Brenta, ogni perturbazione diventa un potenziale pericolo in zone molto ristrette. Sono ormai 3 settimane che o con vento o con piogge improvvise e temporali ci troviamo a dover raccogliere numerosi alberi, numerose alberature e ramature che cadono in strada. Di conseguenza quello che è successo qui, che fortunatamente è già quasi stato sistemato nella parte di sicurezza, potrebbe accadere altrove. In calendario Villa Negri non c'erano eventi, tutto potrà essere ripristinato per l'appuntamento di sabato 18 con Alex Britti. L'entrata è gratuita, basta andare su Ticket One e registrarsi. Partecipate, anche se vedete qualche meteo con qualche nuvola, partecipate perché c'è bisogno di partecipazione. Ne approfitto per ringraziare il sindaco e anche Andrea, l'organizzatore di Ama Festival, e soprattutto gli imprenditori che hanno aiutato a portare a termine questo meraviglioso concerto spettacolo all'insegna della solidarietà. Questo sabato sono attese almeno 8.000 persone su una capienza massima di 9.000.